Amici dello Scrigno del Calcio, bentornati e bentornati alla rubrica Sfogliando gli album. Questo è l'album del 97-98, eravamo arrivati al 96-97 con l'introduzione della Serie C2 e con in copertina la mitica rovesciata della Panini, che era sui pacchetti delle figurine e che era stata messa per i 35 anni dall'uscita del primo album, e qui si inizia nel 97-98 a cambiare un po' sulla copertina. Di solito negli anni 90, anche negli anni 80, c'era un giocatore o c'erano gli scudetti delle squadre. Dal 97-98 iniziano ad esserci un po' più calciatori. Qui vi faccio vedere ad esempio un Parma Udinese, adesso ve lo faccio vedere meglio, con Sensini e Valem, un Milan-Lazio con Leonardo e Jugovic, un Roma-Inter con Aldair e ovviamente Ronaldo, che era stato l'acquisto top degli anni 90, credo l'acquisto di cui si sia parlato di più in tutti gli anni 90, e un Sampdoria-Juventus con Zidane e Balleri. Eccolo qui l'album, la copertina del 97-98 con le varie figure che vi ho citato, quindi una copertina un po' diversa dalle altre. Qui ci sono i primi cambiamenti. Poi c'è il calendario su sfondo più o meno rosso, sembra quasi un po' come se fosse un tappeto, se lo vedete un po' da vicino, sembrano quasi dei mattoncini, con le solite date e i soliti risultati arrivati fino alla data di pubblicazione più o meno di mandata in stampa dell'album, non so se si possa dire così. E poi vediamo un po' la struttura. Ci sono ancora solo 2 pagine, questo sarà l'ultimo album con 2 sole pagine per squadra. Poi dal prossimo vi spiegherò anche i motivi per cui è cambiato questa cosa. La scritta della squadra è con i colori sociali della squadra, vedete l'Atalanta scritto in nero con il contorno azzurro, lo scudetto, la foto di squadra e i giocatori. Il contorno delle figurine torna a essere bianco, ma in alto c'è una sorta di sfumatura di uno dei colori sociali della squadra. In questo caso c'è l'azzurro, c'è il blu dell'Atalanta, potete vedere anche da un po' più vicino, e questi sono i giocatori dell'Atalanta 97-98. Vi porto l'Atalanta perché ovviamente è la prima Atalanta che finirà in Serie B nonostante il ritorno di Mondonico in panchina. Ci sono gli altri giocatori accanto alle notizie sulla società, sul campo da gioco, quindi sullo stadio, e anche sui colori sociali. Poi vi faccio vedere la Juventus, squadra campione d'Italia nel 97-98, che conferma lo scudetto dell'anno precedente. Eccola qui. E anche qui vedete la scritta bianca con contorno nero. Devo dire non era una cattiva idea questa. Eccola. Questo adesso vedremo anche qualche altra squadra. Guardate il Napoli che arrivò ultimo in Serie A, abbastanza a sorpresa. Non era un gran Napoli, ma insomma nessuno si aspettava che potesse arrivare ultimo, cambiò tantissimi allenatori. Poi vi faccio vedere il Vicenza con, giustamente nel 96-97 il Vicenza aveva vinto la Coppa Italia, non l'avevo detto la volta scorsa, ma guardate qui la coccarda della Coppa Italia sulle maglie del Vicenza, che arrivò fino alla semifinale di Coppa delle Coppe, che vi ho raccontato in un video di quasi un anno fa. E poi tra la Serie A e la Serie B ci sono le stelle del campionato, ci sono le caricature dei giocatori della Serie A e anche degli italiani all'estero. C'è ad esempio Vieri che giocava nell'Atletico Madrid, adesso ve lo faccio vedere, vedete le caricature. A me non facevano impazzire, però tutto sommato alla fine poi erano anche divertenti e cercavano di attirare magari quel pubblico di adolescenti o di bambini che non seguiva particolarmente il calcio, ma che ci si poteva avvicinare magari con questi disegnini, con queste caricature. Guardate Vieri con la maglia della nazionale,
giocava nell'Atletico Madrid e poi in estate sarà comprato dalla Lazio, proprio estate del 98, anche dopo i gol che farà ai mondiali. Andremo a vedere poi anche le qualificazioni dei mondiali che sono su questo album. Questo è il calendario della Serie B, cambia il colore di sfondo rispetto alla Serie A e le figurine sono grosso modo uguali alla Serie A, con la differenza che ovviamente sono più piccole e c'erano 2 giocatori per squadra. Faccio vedere ad esempio Ancona e Cagliari, che sono le prime 2. Cagliari che sarà promosso poi in Serie A assieme al Venezia, alla Salernitana e al Perugia, che vincerà lo spareggio contro il Torino. Poi vi voglio raccontare presto anche la storia della rivalità tra Perugia e Torino, che nacque proprio in quella stagione, che sarà una rivalità molto molto forte. Eccolo qua il Torino 97-98 accanto al Treviso. All'esordio in Serie B il Treviso dai dilettanti era stato promosso in C2, poi in C1, poi in Serie B. Si arrestò lì la serie di promozioni consecutive dei veneti. E poi c'è la Serie C, che inizia con il calendario e con le prime squadre. Più o meno lo stile è lo stesso per quanto riguarda le figurine anche della terza serie. Vedete che c'è la foto della squadra, lo scudetto, il nome della squadra e un po' la sede, il presidente, l'allenatore, i colori sociali. Questo serviva soprattutto perché non c'erano magari i calciatori, quindi si cercava di dare le notizie principali delle squadre. E vi faccio vedere anche un pezzo della serie C1, del girone B della serie C1, eccolo qui. E poi c'è la C2, che esattamente come vi avevo fatto vedere la settimana precedente, c'è il calendario del girone A, ad esempio, della C2, e è uguale alla C1, con la differenza che manca la foto della squadra, che chissà poi perché. Non è che la Panini non avesse la possibilità di prendere dalle società anche la semplice foto di un prepartita. Si voleva magari marcare un po' di più la differenza tra C1 e C2. C'è anche il Giorgione, di cui ho parlato la settimana scorsa nella rubrica Che fine hanno fatto, e qui ad esempio c'è il girone B con tutte le squadre, tra cui il Castel San Pietro, di cui vi ho parlato diversi mesi fa, e continuo a essere in contatto con i ragazzi che hanno la pagina su Facebook di Ridare il calcio a Castel San Pietro Terme, che purtroppo non lo ha più. E poi guardate qui, accanto all'ultima parte delle squadre della C2, guardate il Crotone in C2 con questo strano scudetto con lo squaletto alla fine simpatico del Crotone. Si parte con l'avvicinamento ai mondiali del 1998, Francia 98, l'albo d'oro dei mondiali, la Coppa, trofeo e tutte le qualificazioni. Vedete Europa, Asia, scritto piccolissimo, Europa, Asia, Africa, Sud America, Centro America e Oceania, per stabilire le 32 squadre che avrebbero poi partecipato ai mondiali del 1998. Questo a precedere le solite pagine sulle coppe europee, la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe e la Coppa Italia, che viene messa prima della Coppa UEFA, non si sa per quale motivo. Una volta che hai messo le coppe europee, falle tutte e poi nella pagina successiva mettere la Coppa Italia. Forse era un po' più ordinato, un po' più preciso. Invece c'è la Coppa Italia qui e la Coppa UEFA come ultima pagina dell'album. Eccolo qui. Questo è il 97-98, l'anno che rivoluzionò un po' il calciomercato con l'arrivo di Ronaldo, che era davvero l'asso principale proprio del mondo. Io mi ricordo che nell'estate del 97 c'era praticamente un approfondimento su Ronaldo ogni giorno, ogni settimana. Ad esempio, che usciva il Guerin Sportivo, c'era
se non mi sbaglio era la Ronaldo Story, qualcosa del genere, una specie di approfondimento a puntate sulla famiglia, sulla fidanzata, sulle abitudini alimentari, sugli hobby. Alla fine era pure noioso ad un certo punto, perché però faceva davvero capire che tipo di acquisto fosse stato. Mi fa un po' sorridere quando a volte alcune società di oggi vengono paragonate all'Inter di Moratti, che spendeva e non vinceva niente. È vero che non vinceva, ma veramente paragonare, non so, il Milan di oggi all'Inter di Moratti è una cosa assurda, perché quell'Inter lì voleva vincere tutto, spendeva il più possibile, sbagliava qualcosa, a volte era sfortunata, ma spendeva veramente tantissimi soldi, non c'entrava niente. Ma mi è venuto in mente adesso, ricordandomi l'acquisto di Ronaldo, che veramente rivoluzionò il calcio italiano, che era al top tra il 97 e il 2001. Credo che il calcio italiano sia stato veramente al top del mondo. Poi nel 2003 riuscì a portare addirittura 3 squadre su 4 nelle semifinali della Coppa dei Campioni, Champions League. Ma questa è un'altra storia. La storia che vi ho portato oggi non è una storia, ma è il racconto dell'album 97-98. La prossima settimana avremo il 98-99, il primo ribattezzato il campionato delle 7 sorelle. Se mi ricordo di averlo detto, vi racconterò anche il perché. Ci vediamo domani. Ciao.